Buongiorno. In primo luogo è assolutamente doveroso, ma non è solo un dovere, ma per me è un enorme piacere ehm, e la gratitudine che sento nei confronti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e della Fondazione Musei Civici di Venezia per l'assegnazione del premio Glass in Venice 2022 del 2022 che mi è stato conferito. Um, un premio che non implica necessariamente come potrebbe sembrare un traguardo, ma un nuovo punto di partenza, un inizio, altre possibilità. Ed è così che ho concepito per questo spazio dell'atrio del Pantheon monumentale di Palazzo Loredan un'installazione ambientale mm, molto rispettosa, molto trasparente anche. Ho dato il titolo di metafora a questa costellazione di opere, perché la metafora la ritengo un invito, bisogna dedicare tempo per decifrarla, come tempo bisogna dedicare con gli studi che portano avanti questo luogo alla vita di tantissimi visionari e uomini illustri. Per cui la scelta dei pezzi è completamente trasparente, voleva essere invisibile e fragile anche, che va custodita, ed è composta da 3 opere, dei raccoglilacrime in cristallo inciso e foglie rami da loro, intitolati In Silence, proprio evocando queste voci silenti che attendono l'ora della leggibilità, direbbe il noto filosofo tedesco. E quella alle mie spalle, questa colonna anche, un gioco dialettico formale con le colonne che sorreggono i busti, che si intitola Venezia di cristallo e crepuscolo, una dedica che Jorge Luis Borges ha fatto alla città di Venezia, che considerava nella sua perfetta capacità di sintesi in 2 parole: Venezia è cristallo ed è crepuscolo. Mi sembrava adatta a questo luogo. E infine quella che ho davanti a me, che è questa opera inedita, un'installazione a tutti gli effetti site specific, che si intitola Seabed, cioè il luogo dove il mare anche può riposare, in questa vela da pozzo che è sorgente ovviamente, metaforica, di ispirazione, di bellezza che ogni artista naturalmente cerca, ogni intellettuale, per compilare tutti i fogli per tutte le sfide ancora possibili. Grazie.